Ok, toast pronti. Non sono tanto colorati, ma preferisco siano così, perché sennò c'è il rischio che si brucino. In friggitrice a aria bisogna stare molto attenti. Sapete cosa mi è successo l'ultima volta? No, non lo sapete. Ho messo un toast dentro a cuocere, era avanzato dal giorno prima, ho detto vabbè, mi mangio un toast, così faccio fuori e boh. Ok, cos'è successo? Ad un certo punto sentivo odore di bruciato, però ho detto boh, sarà il toast, si starà bruciando un po' il pane. Vado a vedere, il pezzo sopra, questo, era volato e si era attaccato sulle resistenze della friggitrice ad aria. Quindi fate attenzione quando fate i toast in friggitrice ad aria, perché il pane, questo qui, è leggero e quindi tende con l'aria, tende a, a volare. Quindi cosa faccio io adesso? Quando li metto in friggitrice ad aria, ci metto uno stuzzicadenti, in modo che il pane rimanga fermo lì. Ma io dico, non mi era mai successo in vita mia. Mi è successo, il pane si era attaccato e si era bruciato tutto. Allora, non è più finita. Allora, ho ritirato fuori, no, tutto no. Una parte l'ho già messa in valigia, là sotto vuoto e via. Ho ritirato fuori i miei vestiti che ho scelto per questi 8 giorni. Chiaramente devo avere un po' di scelta. E oltre a questi vestiti qua che vi farò vedere, c'è un altro sacco con roba un po' più pesante. Vi faccio un po' vedere la carrellata di cosa ho deciso di portare. Non è una cosa che faccio vedere solitamente, cosa porto, cosa metto in valigia. Però non potete darmi consigli perché comunque il video uscirà quando io sarò già tornata da queste vacanze, quindi non potete darmi consigli in realtà. Però vi faccio un po' vedere cosa ho pensato. Porto questa giacchina leggera, questa qua che uso sempre d'estate, magari quando si va nei negozi che c'è l'aria condizionata, e che ho deciso di portare questa, che però non sarà abbinabile a tutto in realtà. Poi ho deciso di portare due tute, quindi maglia pantalone, due canottiere extra, così, senza un preciso outfit, insomma, due canottiere extra. Queste sono le cose un po' più casual, meno sportive, quindi ho deciso di prendere queste magliette, sono comunque traforate e secondo me sono ancora perfette per dove andremo, e poi questa qua che avete visto a Jesolo. Comunque ho scelto questi qua, pantaloni larghi, con questi tre opzioni, diciamo. Questi potrebbero essere tre ipotetici outfit, un po' più casual e meno sportivi. Passo però a quelli sportivi. Questi due leggings, sapete che sono in fissa col marrone, mi prendo questi qua che però come tessuto secondo me saranno troppo caldi. Questi due da abbinare a o questa maglietta o questa o questa. Poi altra roba sportiva, questi leggings che sapete che io li uso tantissimo e li posso abbinare con queste due canottiere, ma volendo anche con queste due magliette. Poi ho scelto di fare un outfit gonna e canottiera, gonnellone e canottiera, e altro gonnellone e canottiera. Una cosa un po' più pesante magari per la sera da abbinare, questo è un vestito, qua ho le calze e la cintura. Guardate Pippo, ha detto che lui si fa le pulizie lì. Che bello! Ti piace? Anche lui adora questa stanza, ma è bella questa stanza perché il pomeriggio è tanto piena di sole, quindi molto illuminata. Pepe, io adesso inizio a sistemare, ho messo già diviso per outfit praticamente, ho già messo tutto diviso. Non so neanche sinceramente se portarmi dietro queste tute, adesso valuto, perché secondo me bastano queste robe qua con delle felpe. Allora, ieri vi avevo lasciati con la preparazione della valigia, con tutti gli outfit. No, devo rivedere tutto perché
poi ho aggiunto i beauty case, ho aggiunto la roba di Franz, non ci sta più niente e non si chiude la valigia e pesa tantissimo e dobbiamo fare 2 cambi col treno, quindi non va bene così. Quindi oggi devo dedicarmi di nuovo a quel lavoro là. Per fortuna sono in anticipo e quindi ho tutto il tempo per organizzarla al meglio, però effettivamente a me servono tutti quei cambi perché io sudo tanto. Anche i pantaloni, dici, beh, ti porti 2-3 pantaloni, sei a posto. No, perché io sudo tantissimo. Credo di soffrire di iperidrosi. Le mani no, ad esempio. Ai piedi sì, e anche tante zone del corpo. Vabbè, comunque, questo è un discorso a parte. Quindi ho bisogno effettivamente di tutti quei cambi. Però aggiungendo poi la roba di Franz, alla fine non ci sta più niente, non si chiude la valigia, pesa tantissimo, quindi devo rivedere un po' tutto. Detto questo però, oggi pensavo di stare tranquilla a casa e fare la tinta. No, perché devo andare in banca a San Vito. Non tiene più aperto il pomeriggio e quindi devo andare a fare una commissione per Franz e devo andare io per forza perché lui lavora la mattina. Commissione fatta, ho dovuto anche aspettare, ma in realtà potevo chiedere no, così non è il direttore. Vabbè, insomma, sì, forse sì. Potevo chiedere direttamente a lui, vabbè. In ogni caso, commissione fatta, devo tornare domani mattina. Che palle. Quindi più o meno alla stessa ora tornerò dentro perché poi devo far firmare le carte a Franz, deve riportarle in banca. Quindi sapete cosa faccio? Domani mattina vengo qua, prendo le carte, le porto a Franz al lavoro, gliele faccio firmare e le riconsegno in mattinata subito qua perché abbiamo bisogno entro questa settimana di questa cosa. Pronti, partenza, via. Torno a casa che è tardi ormai, è già molto tardi. Ecco qua, sono a casa. Oggi ho rimesso la matita, questa qua, però nei video dove avevo questa matita su mi ero accorta, editando, che non era messa bene, ma credo neanche oggi sia messa bene, perché non riesco, cioè, aspetta, cosa mi piacerebbe fare? Il tatuaggio, cioè dare un po' più colore alle labbra, perché io non ce le ho tanto definite, no? Definirle un po' di più mi piacerebbe tantissimo, come mi piacerebbe fare tante cose estetiche, cioè, lasciamo perdere. Quando diventerò ricca, penso farò anche tutte queste cose. Quando diventerò ricca, cioè mai, penso farò anche qualche cosa estetica. C'è una puzza di cacca qua dentro. Voi non la sentite per fortuna. Per fortuna, ma qualcuno deve essere andato al bagno. C'è una puzza qua dentro, adesso vado a pulire. Comunque mi devo soffiare il naso perché non fa neanche caldo, cioè può fare freddissimo fuori come può fare caldo. Cioè è un autunno un po' strano questo. Fino a metà Italia più o meno c'è freddo un giorno e poi magari il giorno dopo c'è caldo, sembra estate. Ecco, e qui è la stessa cosa. Cioè non c'è vita così, non c'è vita. Non c'è vita. Perché ci sono degli sbalzi termici allucinanti e non va bene così. Cioè non è salutare proprio per il fisico. Faccio la pipì e poi mi metto all'opera. Io in realtà dovevo fare la tinta, quindi fatta la tinta poi taglierò i capelli e raserò questa parte qua sotto che sapete che raso sempre perché questi capelli qua mi danno molto fastidio, sono altamente inutili. Voilà, ho tagliato i capelli, ho fatto la tinta e ho tagliato i capelli. Tinta bionda, biondo normale, non ho fatto schiariture, solo un biondo normale per uniformare un po' di più i capelli perché avevo veramente 1000 biondi come sempre e questa è la lunghezza che a me sta bene di capelli, solo che
Sto continuando a notare ciuffi più lunghi. Tagliarli da sola non è semplice, tagliarli tutti uguali. Infatti ci sono dei ciuffi che sono più lunghi. E tipo questo qua mi sta dando un fastidio tremendo. Adesso lo sistemo. Ok, l'ho tagliato perché veramente mi dava fastidio. Poi sono ondulati, anche da bagnati tendono a essere ondulati. E quindi per me è un problema. Apro perché c'è sembra estate di fuori. Vi giuro, sembra estate. Non so cosa mangiare perché il pranzo è pronto. Ho la scelta tra pasta al ragù e toast. Io quasi quasi mangerei una pasta col ragù. Sono contenta che ho fatto questo lavoro e ho anche sistemato un po' i piedi perché io ho sempre tanta pelle, ve l'ho detto, ve l'avevo già detto in un video, io ho sempre tanta pelle morta. Cioè, potrei passare tutti i giorni la raspa tranquillamente perché tanto c'è sempre pelle morta. È una cosa allucinante. Io ho dei piedi disastrosi, veramente. Quindi ho sistemato anche i piedi, nel frattempo che avevo la maschera sui capelli, ho fatto quello. E boh, quindi un po' un restyle del mio corpo. Ho fatto un po' di cosette. Ogni tanto serve dedicare del tempo a se stessi, quindi questa cosa del taglio di capelli mi piace un casino. Cioè, mi sento così libera a non averli fin qua giù. Poi mi scoccia un pochino doverlo fare, ma questo pomeriggio mi ridedico alla questione valigia. Mi scoccia perché è una bellissima giornata e sarebbe da stare fuori così al sole, come le lucertole. Però devo fare questo lavoro. Non voglio essere impreparata poi quando dovremo partire. Allora voglio già sistemare questa faccenda. Boh, mangio. Mangio e quasi quasi mangio fuori al sole che si sta benissimo. Non ho mangiato al sole, ho mangiato in casa alla fine e non ho più combinato niente perché poi era arrivato Franz, ci siamo fermati a chiacchierare, che mi ha raccontato un po' di cose del lavoro e sono così contenta di essermene andata, vi giuro. Quindi niente, siamo stati un po' a chiacchierare, poi si è messo sul divano a riposare e penso stia dormendo perché ormai è un'oretta che sono qua in camera, penso stia dormendo proprio alla grande e tendo a lasciarlo da solo il pomeriggio, o sto qua in camera o comunque sapete che poi io vado a far merenda dai miei e quindi lui ha modo di potersi riposare se i vicini non fanno casino, chiaramente, ma questa è una questione a parte. Insomma, io il genere il pomeriggio lo lascio dormire perché ha proprio bisogno di dormire, perché si alza, esce di casa prestissimo. Con prestissimo non intendo le 5, non intendo le 4 e mezza, non intendo le 4, parte ancora prima. Quindi ho telefono scarico, bene, quindi il pomeriggio lo lascio riposare. Infatti quando capita di andare in giro il pomeriggio, poi la sera è stravolto praticamente e il giorno dopo ancora peggio. Per quello siamo anche molto spesso a casa e non usciamo. Io mi sono messa qua sul letto, no, sono venuta in camera, dovevo sistemare la valigia. Ho tirato fuori un po' di cose, aspettate, ho tirato fuori un po' di roba e poi ho detto no, non ce la posso fare. E sapete cosa ho fatto? Mi sono messa qui sul letto a editare i video, compreso questo che state guardando. Sì, mi sono messa a editare video alla fine. Ho detto no, preferisco fare sto lavoro perché la valigia può attendere. I video meglio che me li edito, li esporto, li carico e li programmo. Mentre la valigia può aspettare, insomma, non è necessario fare adesso. Adesso ho freddo, devo andare a mettermi le altre maglie perché prima si stava bene così, adesso no. Ho guardato diversi video su YouTube e ho meditato un attimino su come organizzare la valigia. Alla fine ho pensato di togliere qualcosa. Un maglione me lo porterò dietro perché ho già preparato l'outfit per partire. Ho già messo là. Questo va bene sia che faccia caldo che faccia freddo, questo outfit. Quindi l'ho già preparato. E mi porterò dietro il maglione
che ho preparato per la partenza, più un altro maglione che deve stare bene, deve essere abbinabile a tutto il resto. Ok? Ho guardato online come organizzare una valigia un po' più minimalista rispetto a quella che farei io. Cioè, per me servirebbero 2 valigie così grandi. Il problema è che ci muoviamo in treno e bisogna anche spostarle le valigie. Cioè, magari ci sono da fare delle scale per cambiare il binario, eccetera. Quindi, no, ho detto bisogna che riduco un attimino quello che ho messo in valigia. Quindi toglierò delle cose che vi ho fatto vedere, toglierò qualcosa perché effettivamente non sono cose necessarie. Cercherò di diminuire un attimo magari i pantaloni, il numero dei pantaloni. Al massimo proverò a lavare i leggings, che sono quelli che si asciugano più in fretta, e se dovessi aver bisogno, insomma, di lavarli e asciugarli. In qualche modo si farà, insomma, no? Tolgo magari il pantalone lilla, quello in cotone. Mi dica. Dimmi. Tu devi finire di dormire perché sto lavorando e tu dormi, non va bene. Sì. Sto lavorando e tu dormi. Ma hai dormito fino adesso? Sì, Beh, un'oretta hai dormito, anche di più? Più di sono un'ora. ancora sonno, Più di un'ora. sono ancora stanco. Eh. Sei riuscita a fare qualcosa? No. Sentivo silenzio, ho detto questa che devo vedere. Non ho combinato Che volete la niente. trovo su. No. Ho editato video. Ah. Mi sono messa sul letto, ho editato video e la roba è ancora qui, imbustata, ancora da No, riguardare. guarda, con silenzio che c'è, l'ho dormito come, non ho sentito niente. No, io sono stata se ferma. Io non c'era neanche un Adesso vengo di là, mi metto delle maglie perché ho freddo. Ecco, a parte questa pausa, sì, insomma, stavo pensando di... Comunque ci ho ragionato e effettivamente ho messo delle cose che forse non utilizzerò neanche e quindi devo riguardare la valigia. Io non so come farò, non lo so. Io non sono abituata a partire senza l'auto, cioè è di una comodità muoversi in macchina, è una base, no? È una... Non ti serve qualcosa, la lasci lì. Poi se ti dovesse servire, ce l'hai comunque lì la roba. Partendo senza macchina è un po' più complicato, non ho esperienza. Sì, vi ho fatto vedere, ho già fatto gli abbinamenti. Ecco, devo cercare di prendere delle cose che sono abbinabili tra loro. Non so come spiegarmi. Mi sono studiata dei video, quindi devo mettere in pratica quello che ho visto, che ho sentito anche. E basta. Adesso metto il telefono in carica e vado a vestirmi un pochino, che ho freddo, freddo, freddo. Guardate qua che ordine. Guardate qua, una valigia pronta. Sono riuscita a sistemarla e a togliere quello che non era necessario. Avrei potuto togliere ancora qualcosa forse, ma non vorrei essere proprio con la roba contata e quindi ho tolto parecchia roba. E io sono quella del non si sa mai, però alla fine al massimo laviamo a mano. Se dovesse servire qualcosa si lava a mano al massimo. Quindi questo è quanto. Questa è la valigia pronta. Pesa perché comunque è una valigia grande, è piena e pesa. Mancano le scarpe di Franz che devo lavare e il mio shampoo, la spazzola per i capelli, manca qualcosa del bagno. Mi sono tolta un grossissimo pensiero. Poi questo non lo porterò, ho pensato di non portarlo. Porterò lo zainetto nero che è già là dentro, quello più sportivo, l'ho già messo lì perché è molto più comodo rispetto a questo. E come borsa da un po' più elegante ho deciso di prendere quella nera che avevo comprato da Shein, che vi avevo fatto vedere in un video, in un vlog di non so quanto tempo fa, in uno precedente insomma, e perché quella è molto capiente e mi va benissimo anche per viaggiare.
Basta, non volevo prendere borse troppo grandi per viaggiare, perché comunque avremo anche lo zaino, quindi bene o male è tutto organizzato lì. Sono contenta. Quelle sono 2 pochettine extra che se dovessero servire per qualcos'altro, per mettere via qualcos'altro, ce le ho lì e basta. Io ho organizzato tutto, ce l'ho fatta. Dopo un po' di giorni che stavo cercando di fare questo lavoro, sono riuscita anche a concluderlo quasi del tutto. Cioè, ma che nuvolette! Abbasso un po' la luminosità, guarda che bellezza! Il profilo del Pelmo con quelle nuvolette lì, bellissimo! Bella bella questa immagine.